ragazzi, ore 5 del mattino, siamo a Stansted, si parte per le vacanze. Vi farò vedere all'interno com'è questa non realtà dell'aeroporto vuoto a metà luglio. Andiamo, ragazzi, non so se è perché sono le 5, ma è surreale. Vi ho detto la non realtà. Secondo me ci saranno un centinaio di persone, ragazzi, in tutto l'aeroporto. Poi vi farò vedere pure dopo il gate. Speriamo che almeno si torni alla normalità, perché così veramente sembra tutto finto. Allora, ragazzi, non è come sempre un'unica fila con tutti i passeggeri per controllare i liquidi, tutte piccole aree per evitare gli assemblamenti. I negozi finora sembrano aperti. Finora sì, sembrano aperti. Coffee shop, negozi, sono tutti quanti aperti. Almeno fin qui sembra, poi vediamo più avanti. Ragazzi, eccoci finalmente in Portogallo. Allora, sull'aereo se vi può essere utile i bambini al di sotto di 12 anni senza mascherina, se no con la mascherina tutto il tempo del tragitto, solo per mangiare o per bere la puoi togliere. Siamo arrivati, tutto a posto, mascherina obbligatoria dappertutto, controlli almeno in Portogallo, non hanno voluto vedere l'autocertificazione, niente. Iscrivetevi al mio canale, mettete un like alla mia pagina e ci vedremo questi giorni con molti altri video. Ragazzi, ora mi godo questa giornata di vacanza e poi mi faccio sentire questi giorni.